senti? Perfetto, perfettissimo. Prova, 1, 2, 3, prova, sì, prova, senti, aspetta, proviamo gli altri. Volume dell'altro. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, sì. Questo va bene. Cos'è la sala a vedere? Prova a attaccarti allora nel 3 il coso qua, dimmi se lo senti. Oh, oh. Ti senti? Sì. Oh. Allora, prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, senti? Prova 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, ok. Wow. Questo se poi le interviste. Ah, va dopo, sì. Sbassami un po' quel ritorno mio. Il ritorno, sì. Devi passartene se questo viola. No, adesso lo zero, ma. Ecco, no, mi sento ma no, tanto forte sono.
volevo tirare perché no, 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 no. Intanto mi iscrivo. Sì. Stefano Fusoli. Calvo, allora Calvo. Maldonado. Ammirabile. Una
Prendiamo dalla stessa foto. Vabbè, ma adesso faremo dalla prossima volta. Ah sì, sì, dai. Sì, sì, no, Fare foto ce le fa. Non so chi è fotografo a posto. gli anni che metto solo uno allenatore perché non so se sia Ginestaro Bernardès. Quindi un 7, 6, 9, 22, 23, 37, 24, 73, 26. 10, e chi è che faceva il portiere? Fai foto. Ricordami. Come si chiama quella ragazza? Non ricordi? Da qua. Ah no, la figlia del casa Coppa è il dirigente lui. Anche sta fare foto. Ah, ecco, lei è quello che fa. Disegna qua. Ah, lei sì, è il dirigente, è la terza che è lì. Qui che no, no, qui è che sta dentro perché è dentro un coso, è dentro. Ok. Vabbè, dopo loro ricordo mandare se ne fa anche le altre perché mi ha fatto. Sì, se no non credo scusare. Però la prossima volta c'è il prossimo che devo fare. Sì, me la direi tutti sì, se no parli un po' strano, no? Sì, no, se no io ancora. La sgagno non so come si dice, non ti ricordi tu. Io mi ricordo. Ma non so, quello è sempre stato. Se dopo. Ma basta, non è che solo vedo litigare. Sì, perché, sento perché? Perché all'inizio era Gavino Peratro che si era ritirato all'ultimo momento. Io per cui non l'avevo. Adesso chi è il primo portiere? I sono tutti e due, e anche il terzo. Anche a Frizzo. Si fisso e anche il Giordano. Anche dopo. Diciamo che per litigare l'ultimo che abbiamo risultato, però il caso anche Gavino parla. Allora, prima di partire, no, Qualche statistica da. sì, Allora. io voglio la classifica, i gol fatti delle squadre subiti e anche i marcatori delle squadre. Strano? Così, quando. Adesso a meno 5 partiamo, no? Con la diretta. C'è poi il rosso, C'è qualche sagra qua e qua, per chiudere. sono sponsorizzati.
Sentite, dopo te lo dico. No, ora no. No. E poi, il nostro dirigente principale. Che deve venire dopo lui su te? La portiera che vino sì, sì. Come si chiama il cognome la ragazza? La portiera? Ah, è quella lì, non mi ricordavo Sara. Ciao, grazie, ciao. È strano, non me l'arrivo io. Sara, Certo, Antonello. Io finivo anche a ottobre. Oh. Appassionati di hockey e rotelle, benvenuti alla quarta giornata del Coppa Italia girone di qualificazione per la serie A2 di hockey e rotelle. Il Pala San Giorgio di Requaro si incontreranno questa sera il Roller Requaro e il Montecchio Precalcino. Le due squadre sono praticamente quasi appaiate, in fondo della classifica, un po' le Cenerentoli. Il Roller Requaro ha 4 punti dopo aver giocato 3 partite con 2 sconfitte e un pareggio. Il Montecchio Precalcino ha giocato solo 2 partite e ha 0 punti ed è quinto in classifica. Lo score per il Requaro è di 8 gol fatti e 15 gol subiti, mentre per il Montecchio Precalcino
sono 4 gol fatti e 10 gol subiti. I marcatori delle due squadre sono praticamente per il Roller Aquaro sono appaiati con due reti ciascuno, Cecchetto, Greco e Antoniazzi, mentre i principali per il Montecchio Precalcino sono Toniazzo, Lo Guercio e Calvo Maldonado. Le due squadre si presentano con questo score, il Aquaro con Vallortigara e Frizzo in porta, Nicoletti, Greco, Bicego, Cecchetto, Antoniazzi, Benetti, Piroli e Peripolli esterni. Il capitano è Davide Peripolli, l'allenatore è Masiero. Il Montecchio Precalcino si presenta con questa formazione, portieri Zanfi e Pozzato, esterni Lo Guercio, Crovadore, Pozzo, Calvo, Toniazzo, Navarro, Magri e Dalla Valle. Zanfi. Allenatore Martin. Gli arbitri sono Chiminazzo, assistente Damiani. Le squadre sono entrate in campo in questo momento, si stanno scambiando i saluti. La divisa del Raquaro è la solita rosa brillante, Montecchio Precalcino ha la classica divisa a righe verticali bianco-verde. Gli arbitri sono vestiti di giallo per distinguersi dai giocatori. Adesso dovrebbe arrivare qui in postazione con me la mia consulente tecnica, che è la Sara Zarantonello, quindi avrò anche modo di avere un aiuto da un punto di vista tecnico per i commenti tecnici appunto della... I numeri del Montecchio Precalcino 23, 37. Le formazioni di partenza, il Raquaro è sceso in campo con in porta Vallortigara, esterni Greco, Cecchetto, Piroli e Peripolli. Il Montecchio Precalcino è sceso con Zanfi, Lo Guercio, Calvo, Navarro e Toniazzo. La partita è incominciata in questo momento, sta attaccando il Raquaro con Greco, perde la pallina, entra possesso Calvo, il quale passa a Toniazzo. Stanno giocando sugli esterni e cercando di costruire una manovra per spostare. Tiro in porta in questo momento del Montecchio Precalcino con risposta di Vallortigara. Adesso riparte il quadro.
L'arbitro ha fermato il gioco. Non abbiamo capito perché. Forse sì, un colpo per il giocatore 23, probabilmente una pallina che le ha colpito su una gamba. Si riparte in questo momento con Montecchio Precaccino che muove la pallina e sta sviluppando una manovra in attacco. Tiro e respinto del portiere. Greco in contropiede. Velocissimo. Ha segnato in questo momento numero vediamo controlliamo dopo. Quindi il punteggio cambia al 22-50 con Montecchio che passa a condurre per 1-0. In questo momento Piroli sull'angolo esterno passa a Cecchetto, Piripolli e Greco, discesa di Greco sulla sinistra, prende Piroli, Greco ancora all'esterno, Piroli cerca un'alza schiaccia, non riesce, si alleggerisce, tiro da lontano di Piroli e la pallina è uscita, quindi si sta recuperando. Ripeto il risultato: a 22 minuti e 04 secondi ha segnato il Montecchio Precaccino. Non siamo riusciti a individuare chi ha segnato, ma veloce contropiede del Montecchio con il capitano Lo Guercio. Palla a 2 in questo momento nell'area del Requaro. Continua a manovrare Montecchio Precaccino. Riparte Montecchio Precaccino, ma contrastato Piroli, perde la pallina. Navarro, il Montecchio Precaccino cerca di imbastire un'azione in attacco, ma perde pallina a opera di Piroli. Piroli passa immediatamente a Greco. Ecco, tiro leggermente al lato della porta. Contropiede del Requaro con Cecchetto che alza la pallina sopra la traversa. La partita è molto vivace, velocissima. L'arbitro Chiminazzo fischia un fallo del Montecchio Precaccino. Si tratta del primo fallo della partita a 20-25 del primo tempo, sempre con il Montecchio Precaccino in vantaggio di una rete. Ricomincia il gioco con Piroli e Greco.
sempre Greco in azione, secondo fallo per il Montecchio Precalcino, un contrasto piuttosto ruvido fra Calvo Maldonado e Greco. Piroli da dietro porta sta cercando di portare la pallina in centro area, la difesa del Montecchio è molto stretta, riprende l'azione il Montecchio Precalcino con Toniazzo che scambia con Calvo Maldonado e poi Navarro e ancora Calvo Maldonado. Montecchio sta tiro in porta improvviso da tre quarti sparato da Valortigara. Toniazzo tenta un tiro, Calvo Maldonado tenta un tiro, Piroli in contropiede, ancora Piroli sulla sinistra, alleggerisce su Peripolli, Greco, parata di Zanfi. Piroli manovra sulla destra, blocco di Greco, ancora Piroli Greco si scambiano la pallina a centrocampo, Cecchetto, passa a Greco, e segna Piroli per il Requaro, portando sull'1-1 lo score della partita. Un'azione sviluppata sulla sinistra con un bellissimo passaggio in centro area dove Piroli è riuscito a insaccare sotto la traversa a destra del portiere. Adesso il portiere del Requaro deve pulire la mascherina, quindi c'è un attimo di interruzione del gioco. Fino ad ora la partita è stata direi piacevole e anche veloce, squadre che stanno sviluppando un buon gioco di hockey con degli schemi abbastanza precisi, quindi adesso ricevo in questo momento la conferma che il primo gol del Montecchio Precalcino è stato segnato da Calvo Maldonado. Riprende il gioco dopo il fallo di 5 secondi del Montecchio con Piroli, scende ancora Peripolli, Greco, Cecchetto, all'angolo c'è ancora Greco, e parte Calvo Maldonado. Bellissima azione del Montecchio Precalcino, però velocissimo contropiede del Requaro con Peripolli, riparte il Montecchio Precalcino 2 contro 1, parata di Valortigara su Maldonado.
Calvo Maldonado, sì. Riparte nuovamente in contropiede, un 3 contro 2 del Requaro. Peccato. Adesso di nuovo il Montecchio Precalcino con Maldonado. E di nuovo riparte con Calvo Maldonado. Un tiro alto, però riprende la palla il Montecchio Precalcino. Adesso contrasto, Peripolli esce con la pallina sulla stecca, Cecchetto, terzo fallo di squadra per il Montecchio Precalcino, con conseguente punizione per il Requaro. Va sulla pallina, vanno Greco e Peripolli. Si apre sull'esterno, Piroli Greco, ancora Piroli. Tenta un tiro. Contropiede velocissimo del Montecchio Precalcino, però non è andato a buon fine. La palla adesso è manovrata ancora dal Requaro, da Peripolli direttamente. Un contrasto piuttosto ruvido in area, l'arbitro soprassede. Grande parata di Variotilara su tiro di Maldonado. Adesso lo Guercio manovra sulla sinistra. Navarro, Maldonado. Stanno imbastendo un'azione da metà campo, cercando di spostare la difesa del Requaro. È entrato in questo momento Pozzo per il Montecchio Precalcino. E anche Dalla Valle. Splendida rete di Piroli al 14:35. In un'azione di contropiede sviluppata sulla destra del Requaro, passaggio preciso di Peripolli e Piroli in sacca all'incrocio di pali sulla sinistra del portiere. Time out chiesto dal Requaro, evidentemente c'è un cambio anche nel Requaro, è entrato Nicoletti al posto di Cecchetto. Campo adesso per il Montecchio Precalcino, Pozzo, Navarro, Maldonado e Dalla Valle. Montecchio sta manovrando, cercando di spostare la difesa, riconquista la palla il Requaro. È entrato anche Antoniazzi per il Requaro in questo momento.
destro di Piroli. Sta manovrando Antoniazzi sulla sinistra per i Polli, da Nicoletti e Greco. Anche il Requaro sta cercando di spostare la difesa, ma Antoniazzi perde, riconquista la pallina, no, in questo momento ancora Maldonado e ancora Dalla Valle. Pallina uscita. Si sente poco? Scusate, piccolo inghippo tecnico. Rimessa in gioco per il Montecchio Precalcino sulla sua destra. Maldonado scende, tiro improvviso, parata di Valle Ortigara. Pozzo, Dalla Valle e Croadore, è entrato anche Croadore il Montecchio Precalcino. Riparte dopo un tentativo di contropiede del Requaro, riparte il Montecchio con Calvo Maldonado, Dalla Valle e poi riparte con Pozzo. Provadore sulla destra, tentativo di Calvo Maldonado e pallina recuperata, un contropiede in 3 contro 2 però un po' lento e quindi recupera Greco in questo momento per il Requaro. Nicoletti, ancora Greco e per i Polli. Nicoletti per i Polli, lancia profondo su Antoniazzi che non riesce a raggiungere la pallina. Provadore, la partita si è un po' calmata anche perché ai ritmi di partenza era difficile resistere. Contropiede velocissimo con un passaggio bello per Antoniazzi che non riesce a concludere. Primo fallo di squadra per il Requaro. Adesso Provadore, tiro alto, quindi la pallina rientra in possesso del Requaro da 3 quarti campo. Antoniazzi per i Polli. Giro porta di Antoniazzi, ottimo intervento del portiere Zanfi. E adesso siamo subito dall'altra parte con un tentativo da dietro porta, riparte invece Dalla Valle con un tiro parato e allora ancora Montecchio Precalcino in avanti, perde la palla, riparte Nicoletti, fallo di stecca alzata del Requaro, riparte nuovamente il Montecchio Precalcino. Siamo giunti a 10 minuti dalla fine del primo tempo, la partita è piacevole,
non è cattiva, ci sono dei ritmi, adesso ho detto sono leggermente calati perché veramente erano partiti con dei ritmi. Quarto fallo per il Montecchio Precalcino, fischiato uno contrasto a centrocampo. Adesso Piripolli tenta un tiro respinto dal portiere, l'arbitro richiama. La palla alta o la stecca, probabilmente la stecca alta. Antoniazzi dietro porta, parata di Zanfi su un tiro di Nicoletti. Adesso Peripolli sta scendendo sulla destra, passa a Nicoletti dietro e la pallina esce dal campo. Rimessa in gioco per il Requaro. Piroli è rientrato fra l'altro, quindi ciao. Nicoletti per i Polli, tiro di Nicoletti e riprende per i Polli. Toniasso, no, è stato Dalla Valle che è andato in contropiede, adesso però riprende il tiro di Piroli respinto dal portiere. Navarro Maldonado, poi Antoniazzi, Nicoletti sull'angolo, fallo di trattenuta del Requaro. 2 falli di squadra per il Requaro, 4 per il Montecchio Precalcino, quindi la partita non è particolarmente dura, è vivace, piacevole, le squadre si stanno affrontando a viso aperto con contropiedi e azioni manovrate, le difese sono sempre ben piazzate, i portieri si stanno veramente dimostrando dei portieri molto validi, quindi direi che una partita veramente piacevole da vedere. Il risultato, lo ribadisco, è vince in questo momento a pochi minuti dalla fine, vince il Requaro per 2-1, le 2 reti segnate da Piroli, mentre il gol segnato dal Montecchio Precalcino è stato da Calvo Maldonado. Si riparte con la pallina in mano al Montecchio Precalcino.
riparte con Navarro, Maldonado, Navarro, Crovadore, tiro da metà campo pericoloso, vicino al... è entrato anche il Bicigo per il Requaro. Allora Piroli riconquista la palla, in campo ci sono Piroli, Bicego, Nicoletti e Antoniazzi. Quindi l'allenatore ha cambiato praticamente 4/3 della squadra iniziale. Antoniazzi dietro porta, allarga Piroli, e adesso riprende il Montecchio Precalcino che riparte con Pozzo, respinge, contropiede di Bicego, e allora Crovadore. Piroli lancia Antoniazzi nell'angolo destro, tiro di Piroli fuori, fallo di squadra per il Montecchio Precalcino. Ci sarebbe stato probabilmente anche un blu, perché l'intervento era stato con la stecca sul pattino e quindi l'arbitro non ha ritenuto perlomeno così grave, e quindi ha sentenziato solo il quinto fallo di squadra del Montecchio. Tiro alto, un tiro parato da Valortigara. E allora Bicego tenta tiro sul portiere, riprende la manovra il Requaro con Bicego, fallo di 5 secondi del Requaro, e quindi la pallina passa al Montecchio Precalcino. Maldonado, Guercio, ancora Calvo Maldonado, respinge Valortigara, Antoniazzi, secondo ma lo Guercio crolla su Valortigara, l'arbitro ferma la partita per rimettere a posto la porta, che è stata spostata in maniera molto vistosa, e quindi si riparte con
rimessa in gioco del Montecchio Precalcino. Lo Guercio apre a Calvo Maldonado, e riparte a questo momento il Requaro, in campo Piroli, Greco e Piripolli. Quindi rimesso praticamente no, è più Bicego, scusate. Fischiato il terzo fallo al Requaro, quindi riparte il Montecchio Precalcino a 2 minuti e 29 secondi dalla fine del primo tempo. Risultato, ribadisco ancora, 2-1 per le due reti di Piroli e la rete di Calvo Maldonado. Sta manovrando a centrocampo, cercando uno sbocco per portare avanti la pallina. Contropiede del Montecchio, ma un passaggio fuori misura, quindi non riesce a sfruttare il contropiede. Calvo Maldonado ha tentato un tiro ed ora Lo Guercio, ancora Calvo Maldonado che spinge Valle Ortigara. Greco fa una magia per passare la marcatura. Bicego per i Polli, Greco manda una pallina verso Bicego, ma era marcato, non è riuscito a recuperarla. Riprende Piroli dopo l'attacco del Montecchio Precalcino. La partita si fa un po' confusionaria, probabilmente anche comincia a esserci un po' di stanchezza da parte dei giocatori. Lo Guercio tenta un tiro deviato dai giocatori del Requaro e la pallina esce, rimessa in gioco del Montecchio Precalcino a 4 secondi dalla fine. Rimessa in gioco, si riparte. L'arbitro decide che del Requaro finisce qui il primo tempo con il risultato di 2-1 per il Requaro, le reti segnate da Piroli entrambe e da Calvo Maldonado per il Montecchio Precalcino. Ci risentiamo all'inizio del secondo tempo. Grazie.
Riparte il secondo tempo della partita fra il Requaro e il Montecchio Precaccino, valida per il quarto turno del girone di qualificazione della Coppa Italia di Serie A2. Si stanno affrontando, come dicevo, il Requaro e il Montecchio Precaccino. Il risultato è sul 2-1 per il Requaro. E la partita è incominciata con il Montecchio Precaccino che manovra e tira alto sopra la traversa, un tiro abbastanza pericoloso. Adesso lo Guercio è dietro porta, passa un tiro alto e l'arbitro ferma il gioco per la rimessa in gioco del Requaro. Il Requaro è sceso con un quartetto fatto da Benetti, Greco, Peripolli e Cecchetto. In porta Frizzo, mentre il Montecchio Precaccino ha sempre Zanfi in porta con Dalla Valle, Calvo, Lo Guercio e Toniazzo. Benetti manovra in questo momento. Riprende la palla da Peripolli. E Cecchetto tenta un tiro leggermente fuori dallo specchio della porta. Riparte il Montecchio Precalcino. Con Calvo Maldonado. Fallo di squadra al Montecchio Precalcino. Riparte il gioco in questo momento con Greco che attacca sulla sinistra, con Benetti che appoggia, ancora Benetti che manovra, passaggio per Cecchetto, contropiede del Montecchio Precalcino, rete di Lo Guercio. Pareggio in questo momento del Montecchio Precalcino. Adesso la pallina in mano al Requaro con Greco che manovra con Peripolli. Fallo di squadra per il Requaro, il quinto fallo per il Requaro, 6 per il Montecchio Precalcino. Riparte il gioco in questo momento. Con Lo Guercio, Maldonado,
ancora Maldonado, lo Guercio che manovra, lo spinge Frizzo, tiro alto del Montecchio Precalcino. Greco sulla sinistra, avanza velocemente con passaggio a Peripolli, Benetti, ancora Peripolli che manovra, passaggio al centro, parata di Frizzo. Benetti davanti al portiere, il portiere para un tiro abbastanza difficile sul contropiede del Requaro. Adesso Calvo Maldonado, lo Guercio, rimessa in gioco del Requaro. Peripolli e Cecchetto manovrano, centrocampo. Cecchetto, Cecchetto espulso per 2 minuti, probabilmente per proteste. Ah no, per l'intervento sì, grazie, per l'intervento da dietro in recupero. Si riparte in questo momento con un tiro di punizione per il Montecchio Precalcino, leggermente fuori dall'area del portiere. Probabile passaggio a Calvo Maldonado che viene intercettato da Peripolli. Toniazzo, Calvo Maldonado ancora Toniazzo. Toniazzo e dalla valle sulle destra. Per un momento perdono la pallina, il Montecchio Precalcino sta cercando un varco nella difesa del Requaro, pallina alta, riprende il gioco con Peripolli, Greco, e la pallina esce alta. Adesso
il Requaro sta difendendo a 3 per l'espulsione di Cecchetto. Rete bellissima di Lo Guercio, che porta in vantaggio il Montecchio per 3-2. Tiro all'incrocio dei pali dove Fristo non è arrivato. Adesso si riprende sempre con un uomo in meno. Per i polli, Benetti, il Requaro si schiera nuovamente a triangolo per la difesa a 3, quindi il Requaro è rientrato a pieno regime, cioè con tutti e 4 i giocatori, quindi adesso c'è la parità numerica. Riparte il Montecchio Precalcino con Lo Guercio che manovra centrocampo. Contropiede di Toniazzo, è rientrato anche Piroli. Quinto fallo del Requaro, 6 per il Montecchio Precalcino. Il Requaro ha chiamato un time out l'allenatore, evidentemente per dare nuove disposizioni, visto che in questo momento sta giocando meglio il Montecchio Precalcino. Abbiamo avuto un momento un po' di stasi nello sviluppo del gioco, ha avuto il Requaro, quindi adesso rientra in campo Antoniazzi con il quartetto, con i 4 esterni di partenza, Piroli, Greco, Antoniazzi e Peripolli. Sta per riprendere il gioco con la pallina al Montecchio Precalcino e quindi a momenti Montecchio riprende sempre con il portiere che tocca per un esterno e adesso riparte. Lavorando al centrocampo, cercando di aprire la difesa. Frizzo para,
Antonazzi in angolo. Sesto fallo per il Requaro. Le squadre hanno 6 falli di squadra a testa. Riparte il Montecchio. In campo per il Montecchio anche Navarro. Ecco, tira, para Zanfi, Piroli, ancora Greco, Tognazzi nell'angolo, rimessa in gioco del Requaro. Sulla pallina Greco e Piroli. Per i Polli. Spiegazione fra Lo Guercio e l'arbitro Chiminazzo. Esce Lo Guercio, Pozzo, Maldonado, la pallina dopo un tiro violento esce dal campo, rimessa in gioco per il Requaro. Si riparte con Piroli, per i Polli recuperano una palla e Piroli sta scendendo, tiro di Piroli, spinta di Zanfi, Antoniazzi manovra, Greco scende, para ancora Zanfi sul tiro di Peripolli dalla sinistra. Adesso Maldonado, tempo scaduto, riprende a giocare il Requaro. La partita si è un po' spenta, c'è un attimo dopo il vantaggio del Montecchio Precalcino, il Requaro sta cercando di reagire, ma Pozzo,
fallo del Montecchio Precalcino, settimo fallo. Adesso il Montecchio Precalcino sta tenendo una difesa molto stretta. Piroli tenta un tiro e riprende il gioco per pallina alta. Adesso manovra ancora il Montecchio Precalcino che allarga il gioco sulla sinistra con Navarro. Continua la manovra. Fallo del Montecchio Precalcino. Piroli. Dietro porta, adesso un tiro per i polli deviato. Antoniazzi. No, nono fallo del Montecchio Precalcino. Entra Nicoletti. Piroli. Fallo per il Montecchio Precalcino, per fallo di Nicoletti. Riprende il gioco in questo momento. Con Pozzo. Nicoletti respinge un tiro. Per i polli dietro porta con Nicoletti, respinge il portiere. Il tiro di Antoniazzi. Riprende Navarro. Dalla Valle. Crovadore. Contropiede del Requaro non portato a buon fine. Adesso Piroli in questo momento perde la pallina. Respinge Nicoletti sul contropiede. È entrato Bicego, tiro deviato. La pallina esce dal rettangolo di gioco, viene rimessa in gioco per il Requaro. Piripolli, Bicego. Piroli,
ancora Piripoli, ancora Piroli, lo Guercio che manovra sulla sinistra e ancora Dalla Valle dentro porta. Decimo fallo del Montecchio Precalcino. Punizione per il Requaro. Intanto è stato chiamato il time out dal Montecchio Precalcino. No, non c'è nessun time out. Si stanno solo organizzando per battere la punizione. Incaricato di battere la punizione per i Polli. Adesso Zanfi contro Peripolli. Vediamo lo sviluppo di questo tiro di punizione. A 7 minuti e 23 secondi dalla fine del secondo tempo. Segna Piripolli. A 7 minuti e 18 secondi dalla fine del secondo tempo. La partita adesso probabilmente si accenderà proprio per il discorso del centrocampo 73 mi sembra, vediamo, del 73 Dalla Valle. Recupera immediatamente il vantaggio il Montecchio Precalcino. Il Requaro ha chiamato il time out appunto per mettere a punto le strategie per questi ultimi 10 minuti che restano da giocare. Un tiro da circa 3 quarti che probabilmente con il portiere coperto perché c'erano parecchi uomini in area, quindi Frizzo non l'ha visto né partire né arrivare. Molto vicino al palio destro difeso da Frizzo. Si riparte fra qualche secondo con il Montecchio in vantaggio per 4 reti a 3. Maldonado. Le reti sono state segnate da Maldonado, Lo Guercio e Dalla Valle. Per il Requaro invece Piroli e Peripolli su punizioni. Bicego, Peripolli, Lo Guercio da dietro porta,
parte Greco, tiro leggermente fuori. Bella azione ma conclusa all'esterno. Riprende ancora Navarro, scende sulla sinistra, pallina a Pozzo, ancora Navarro. L'arbitro chiama Lo Guercio e Nicoletti, evidentemente ha visto qualcosa che non andava bene, la pallina resta in mano al Requaro. Nicoletti di forza, Bicego, e purtroppo riprende per i polli e adesso Greco. Riprende a giocare il Montecchio Precalcino con Maldonado e Navarro. Para Nicoletti. Siamo giunti a 4 minuti e 53 secondi dalla fine del secondo tempo. Riparte il Requaro con Bicego. Duro scontro fra Nicoletti e un giocatore del Montecchio Precalcino, l'arbitro non segnala assolutamente niente. Rientra Cecchetto al posto di Nicoletti. Cecchetto, tiro di Piroli, respinto dal portiere, ancora Piroli. Guercio, parata di Zanfi sul tiro di Cecchetto. Adesso per i polli ancora e finalmente Greco porta sul 4-4 il Requaro. La partita è ancora tutta da decidere, evidentemente. Bel passaggio di Peripolli e Greco infila Zanfi. Riprendiamo da 0-0. Tiro pericoloso a fil di paleo, però fuori del Montecchio. Adesso Navarro che manovra, seguito da Cecchetto, prende
Greco per i Polli, Maldonado, Cecchetto esce dal un 3 contro 2 del Requaro, Cecchetto e Piroli. Cecchetto, scusate, Cecchetto. Porta in vantaggio il Requaro a 2 minuti e 30 dalla fine del secondo tempo. Rete annullata per stecca alta. Sì, l'arbitro ha segnato stecca alta, quindi il gol è stato annullato, resta in vantaggio il Requaro. 2 minuti e 19 secondi da giocare. Adesso per i Polli nell'angolo. Piroli sull'angolo sinistro, perde la pallina, Maldonado, Navarro, scusate, no. Maldonado, avevo detto giusto, tira e respinge Frizzo, manovra ancora Calvo Maldonado, Lo Guercio, tiro alto del Montecchio Precalcino, quindi rimessa in gioco del Requaro a 1 minuto e 2 secondi dalla fine del secondo tempo. Rimessa in gioco di Piroli con Greco, ancora Piroli, Cecchetto, settimo fallo di squadra per il Requaro. Fallo, un time out chiesto dal Montecchio Precalcino. Siamo a meno di 1 minuto dalla fine del secondo tempo, il risultato è 5-4 per il Requaro. In conseguenza delle reti in sequenza del Requaro fatto da Piroli, per i Polli, Greco e Cecchetto, mentre per le 4 reti del Montecchio Precalcino sono state di Calvo Maldonado, Lo Guercio 2 volte e Dalla Valle. Quindi adesso si riprenderà a giocare, vediamo quanti secondi dalla fine, 34 secondi dalla fine
del gioco. Rimessa in gioco del Montecchio Precalcino. Montecchio Precalcino tira fuori il portiere e gioca con 5 esterni. E naturalmente viene punito da Peripolli con la sesta rete. Riparte ancora il Montecchio Precalcino con 5 esterni, ma un po' un suicidio perché non serve a niente, a questo punto non riusciranno certo a fare 2 reti. E Cecchetto per un filo manca la 7ª rete. No. Tutti e 2 per i polli. Mi correggono, non è stato Cecchetto a fare il quinto gol ma Piroli. Quindi Piroli è il goleador della giornata con 3 reti. Si chiude qui questa partita, il Racquaro guadagna i 3 punti, il Montecchio Precalcino purtroppo per loro restano a 0 punti, la squadra secondo me non merita molto di più di quella situazione di classifica, staremo a vedere. Vi ringrazio dell'ascolto, ci risentiamo per la prossima partita.